Rafforzare la presenza della lingua friulana nella vita quotidiana e nei servizi pubblici, questo è l'obiettivo del nuovo protocollo firmato oggi tra Comune di Udine e Arlef. È stato firmato oggi a Udine il nuovo protocollo d'intesa tra il Comune e l'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. Un accordo che aggiorna quello del 2019 e punta a rendere il friulano sempre più presente nei servizi, nella comunicazione e nelle attività amministrative. Tra le novità principali l'introduzione di modulistica bilingue, certificati in italiano e friulano e il potenziamento della segnaletica pubblica. Prevista anche la creazione di uno spazio web dedicato e il coinvolgimento di associazioni e operatori economici per estendere l'uso della lingua anche in ambito turistico e commerciale. Grande attenzione viene data alla formazione del personale comunale con percorsi specifici per i dipendenti, soprattutto quelli a contatto con il pubblico. Il protocollo prevede inoltre incontri periodici tra Comune e Arlef per monitorare le attività e garantire risultati concreti. L'obiettivo è chiaro: valorizzare la lingua friulana e rafforzarne il ruolo nella comunità, rendendo l'amministrazione sempre più vicina ai cittadini.